Era il 14 maggio del 44 quando questo palazzo, circondato dall'esercito italiano e dai carabinieri, era la sede del MIS. Fino al 14 maggio Attilio Castrogiovanni e i suoi riuscirono a resistere agli assalti dell'esercito italiano. Arrivarono a mettere il filo spinato davanti al palazzo per evitare che potessero entrare. Quel giorno finalmente riuscirono a superare la barriera anche psicologica, perché Castrogiovanni aveva detto che il filo spinato era attaccato con l'energia elettrica, quindi i militari non si avvicinavano per paura di morire folgorati. Dopo tanti giorni di assalto riuscirono a entrare nel palazzo e a far togliere la bandiera. Oggi noi rimettiamo la bandiera sul palazzo a 65 anni, a 64 anni di distanza.